Il Veneto orientale è ricco di fiumi, lagune e bagnato dal mare Adriatico, con oltre 100 km di litorale. In un territorio che si presta così tanto alla navigazione, la tradizione nautica ha origini antichissime. A Portogruaro ha sede il cantiere navale Camuffo, una famiglia che da 19 generazioni costruisce le migliori imbarcazioni in legno, di grandi dimensioni e pregio per una clientela internazionale che ama divertirsi in mare aperto. Percorrendo il fiume Lemene per raggiungere la costa, incontriamo la piccola città di Concordia Sagittaria. Anche qui la tradizione nautica ha antiche radici che si rifanno ad esigenze di lavoro più che di divertimento. Si tratta infatti della costruzione delle cosiddette batee, imbarcazioni tipiche di legno da sempre utilizzate dai pescatori locali, adatte alla pesca di fiume e lagunare che ancora oggi si utilizzano quotidianamente. Seguendo il corso del Lemene, nel periodo primaverile e in estate, si incrociano piccole imbarcazioni, gommoni e barche da gita che navigano il fiume fino alle spiagge di Caorle. È qui infatti che la nautica è riuscita a svilupparsi in maniera predominante. Tra Caorle e Porto Santa Margherita si trovano darsene in grado di ospitare oltre 400 imbarcazioni a motore e a vela, cantieri navali con i migliori tra i professionisti sul mercato, un'ottima scuola a vela per bambini e adulti nel cuore della città, la spiaggia della Madonnina. Caorle è anche centro di partenza e arrivo per regate internazionali di varia portata. La più interessante è la 500x2. Fin dal 1974, ogni anno richiama velisti da tutto il mondo per 6 giorni di grande competizione nell'Alto Adriatico, riempiendo il mare di barche a vela spinte dal forte soffio del vento, gestito abilmente da bravi marinai.